ordine di SUC, questa ispezione sulle valigie e sulle scale. Il cane antiesplosivo è stato addestrato per rifiutare qualsiasi esplosivo, ma anche gli oli lubrificanti delle armi, quindi viene utilizzato anche in situazioni di perquisizione della ricerca di armi. Come vedete anche in questo caso il cane è già in partita di ricerca e sta utilizzando le sue 5 milioni di cellule olfattive, quindi il cane, come tutti voi sapete, vive in un mondo di odori, quindi sfrutta soprattutto l'odore, quindi il cane va fino in maniera imperterrita a controllare tutti i fatti che vengono guidati dall'imputato Valiani, e quando troverà la sicurezza il cane si metterà seduto e permetterà all'imputato di dargli il gioco. Questo è il gioco. Tutti i nostri casi scoprono il loro lavoro solo e solamente per gioco. Anche qui viene instaurato il gioco di forza tra il conduttore e il carabiniere stesso. Abbiamo messo una finta bomba di esplosivo sintetico. Come potete constatare, si tratta di una buona foresta, andiamo a 40 km al massimo. Questo è un grigione, cane proveniente da questo dall'estero, europeo, ed è abituato a sentire la sostanza che non è, quindi è tranquillissimo con le persone, solo che so che vedete che il cane continua tranquillo e controlla ad le persone che stanno camminando. Il cane nel momento non è interessato a nessuna di queste persone, perché probabilmente si tratta di persone. Vediamo se questa volta riusciremo a prendere invece lo spacciatore di torno che continua sempre a ballare, però questa volta penso che con il cane fatto riusciremo finalmente ad assicurarlo alla giustizia. Vediamo un po', continua. C'è un signore che da solo il finto tonto, ma questa volta abbiamo formato la brigadiere Messina e Cani Casper, l'appuntato Palermi e Cani Calcio. Cercheremo questa volta di toccare, di prendere giocatori che riesce sempre a farla con adesso farà la sua solita passeggiata tranquilla e chiara di quello che potrebbe succedere. All'improvviso esce uno scivolone, ora spara, ma il cane si precipita immediatamente sullo scippatore, gli blocca il braccio e questa volta lo scippatore verrà assicurato alla giustizia, ma probabilmente c'è qualche cosa che non va, perché dietro una capanna si è nascosto un altro. Il brigadiere lancia il cane Casper, che anche lui a sua volta si precipita con forza e blocca il rapinatore al braccio, impedendogli di muoversi. A questo punto l'attacco è controllato, il brigadiere mantiene sotto controllo il cane, quindi permette di fare la perquisizione, però il rapinatore prova a scappare di nuovo, ma viene di nuovo agguantato e bloccato, e questa volta permetterà ai nostri colleghi di assicurarlo alla giustizia. Un applauso, grazie per la vostra